Amigos stimaus, saluti a tutti e bentornaus a questo Toviu, un artista. Sa puntata di oggi è una puntata di Portumanno, questo artista è uno di questi musicistas che rappresenta questo mondo di musica che a noi piace molto, che oggi si world music, ma tenere le regioni ben piantate senza musica di Sardegna. Se arriviamo a Terranova o Terranova, come intinanta in noi in Olbia, poi a Toviai con Francisco Pilo. Saluti Francisco. Saluto a voi, si benemitos. Grazie a tu di essere convidato a domo tua. Poi questa regionale, poi conosci meglio la storia, non c'è di cordas e cannas, poi questa formazione storica che lui rappresenta, poi abbiamo a questionare di Bruno e di tutti gli altri che fanno parte di questo gruppo, ma mi piace da pensare e conosci meglio tu e tutto, tutto fai, quanto strumento suona, perché tu quando ti piedi su un palco suona organitto, flauto, e solitto e altro ancora. Ma io sono solo giocattolo mio. Io probabilmente sono restato minore, sono restato pizzino minore in s'anima e mi piace a giocare che so giocattolo. Per me sono giocattolo sonoroso e mi diverto allo suonare. Ma che tu ti divertisi è vero su esibire, poi quando noi ti castiamo su un concerto con tutto il gruppo o quando fai cose a sola, già esibire, che ti diverti, ti spassi a diadero, poi ti suona, ti balla, intendi questa musica, ti trasmetti in una maniera diadero bella. Devo ma polliscipa ma noi teniamo in domutura teniamo un pianoforte, ma questo non si suona, o suona questo pure? Non so pianista, non ho poi studiato, non ho fatto gli studi accademici, ho imparato, mi spiace, me l'ha poco fatto comporare da vari anni, e lo uso spesso pure per fare composizioni, ma lo uso proprio con nostros accordos, lo disco che cioè mi basta per mi divertire pure con il suo pianoforte. Tu sei nascito, o sei nascito, noi che stiamo su Campitaneso, sei nascito in Padru. Nascido in Padru. In Padru. E Padru sta vita, che si può da in Padru, più su Galdurese o più su Sardo? Ma in Padru si fa da su Saldo, però due paesi a questo che è Azzanì e Biagì, che va da Galdurese, quindi noi praticamente siamo a contatto con due fidichedas in noi si va da su Galdurese, quindi le scompanzie, le amicizie, parentesi, insomma siamo integrati in un impasto di due lingue, no? È bella questa cosa. Di due lingue, sì. Però sì. tu ti piace De Bruso, preferisci De Bruso, chi sarai su Sardo, su Padresu, che io mi sono allevato in Padru, perché mamma e babbo vanno su Padresu, mamma è originaria di Udusò, e babbo è della frazione del Belchideddu, Mamusi e così. Quindi in noi si va da Susaldo. Quindi io ho questa lingua mia, la lingua proprio de domo, della famiglia. Io sono cresciuto manichende saldo. No? E infatti tu quando vai ai concerti, se tu canti, quando spiega, conta, tutte le cose adesso gruppo Cosa Tua, tu fai in sardo e non in gallurese. Dunque, ma tu in Padru, come ti cominciavi a suonare? Cioè, come ti nasce questa passione per questa musica?
non ci via una banda musicale, come ti succede No. con Paolo Fresu che ha cominciato a Berchida con questa banda musicale dei Inguni. Tu come ti hai cominciato a suonare? Vabbè, in Padru, praticamente essendo una realtà agropastorale, si respira da questa musica che si respira dai Suchimbanta in poi, da quando sono nascido in poi, prima non lo so. Su 21, poi non sei su 50. No, Suchimbanta. Ah, su 50. Poi spieghiamo, se devi spiegare questa cosa di Suchimbanta, volete vada per una specie di burocrazia che noi va andata E poi da te dicevo che aveva stato nasciuto in su 51. in Suchimbantunu e invece sono nascido in Suchimbanta. È stato registrato in Suchimbantunu proprio pro sbaglio, no? Pro sbaglio. E quindi io come a Potorra in sul documento di Suchimbanta, perché ho fatto su modo di essere torra. Via Meramello a te un anno manco, se no è stato giovane. Sì, però non fissa verità. Su chi non fissa verità. Su chi mi dà fastidio, non va che chi non fissa verità, è una cosa che non fi bella. La avanti sopra tantos anni, però hai sempre questa cosa, una Dio satera, io deve essere ufficializzato sa data vera, cioè pro narrare questa verità. E dunque sei in questo anno in Padru ti succedeva? In Padru ti succedeva che sa musica, vedi sa musica in sostenores, su canto a chitarra. Certo. Va bene. Sos poetas, improvvisadores. Sos poetas, improvvisadores. E basta, pagas cosas in su periodo, poi piano piano quando io de anni ho cominciato a intendere un po' di musica leggera, che sono arrivato su Mangiadischi, e sta arrivato su Mangiadischi che in sol disco, però finza a de anni mi giocavano, non so, a sal festas e noi bevini sos poetes, sos cantos a chitarra, e noi si ballaia, sal famiglia faghiano spazio in un'istanza che ogaiana sa banca che lo ogaiana in un'altra istanza e arriva sempre un fisarmonicista a fine ghida una die la organizzai in domo de mamma, una die in domo de mamma in domo nostra, una die in domo de Calcattero in Saida e ogni fine ghida si ballaia da suono de sonette. Bella questa cosa. Cioè, c'è un via minore, quindi fia talmente minore che in suo primo periodo a me e a fratile il mio, non che mandaiano intro un'altra istanza e non che mandaiano sopra sul letto, no? E io so ballando a fisarmonica e quindi questa musica a me mi ha sempre accompagnato, la musica. Andaiamo su in campagna a Sostusosos, no? Quando si fanno Sostusosos, sì. e cui immancabile che si cantava a tenore, e quindi io non me ne rende conto, però vivia in questa dimensione in UE, si faceva tutto lo travaglio della campagna, lo travaglio del suo guile, del suo pastore, tutto quanto, però poi arrivava il suo momento che si manicaia, si buffaia e si cantaia e si ballaia. Certo. E quindi io sono cresciuto nutrendomi di queste cose. Quindi piano piano è entrato no, su musica leggera, chi in sta televisione, chi in sta radio. Quindi, ma quando è arrivata questa musica leggera o su questa musica rock, con questa televisione, con questa radio e tutto quanto, tu che via questa musica che ascoltaste di pruso? Tanto io naturalmente Sanremo fu di istituzione principale. Dunque questa musica italiana. Questa musica italiana, no? Quando è arrivata la televisione e la radio. Sì. E quindi abbattiamo su Sanremo e dai due ovviamente capo a Papi di Simpatia, pro Celentano, pro Gianni Morandi, a Cussedate. Poi piano piano è arrivato su pop
inglese, americano, e quindi mi sono incuriosito di Jethro Tull, mi sono incuriosito di Pink Floyd, King Crimson, e contemporaneamente avevo una curiosità e un interesse forte per i cantautori italiani, Guccini, Sì. De Gregori, vabbè, Lucio Dalla, eccetera, eccetera. Insomma, Non è possibile, tu vuoi te, quel panorama. Sa musica, sa propria musica che ascoltiamo, ma tu su flauto da sì, suonavo poi ti piacente Jethro Tull e poi gusto. Poi ti devo trovare un cantauto come ti suona io a gusto, dunque sa. Cioè, a me ma proprio, sì, mi spieghi tu meta. Poi, questo flauto, no? Questo flauto traverso che suona io in questa maniera, chi esprimia la cosa bella, Uno spanto. Veramente un ispanto. Uno spanto. No, ma tu, il primo strumento che hai stetto, il primo strumento tuo, tu è un nao su sorganitto, su lito, pipiolo, sì, come si dice in noi, e su flauto traverso. Sì, piano piano è arrivato pure sul flauto traverso. Beh, il primo strumento che hai stetto. Il primo strumento è stato su sonetta bucca. Su sonetta bucca, bruite, quando via Minoreddu ancora, in salfesta, la salfesta del suo patrono, salfesta comandata, bevi in sal bancarella. E quindi, sa scaramella, su durrone e su sonetta bucca. No. E su sonetta bucca ho cominciato a mi appentare in questo giocattolo e quindi vi già un leare in mano una rosa musica, già chilcare de vaghere musica, chilcare della vaghere, oltre all'ascoltare, alla vivere, certo. questo vi già un modo per chilcare della vaghere che mi piaghia. Certo. No. E dunque ha cominciato con i gusti, ma poi ha suonato con gruppi musicali, mi pare, ha cominciato a suonare con gruppetto piticcheddo, prima di arrivare a fondare Corda Seccana. Sì, ma più che gruppo che non sono mai diventato nuda. Ah, ecco. Gruppo di companzos. Ah, companzos. Gruppo di companzos, amigos, suonadores, nos incontraiamo sempre in occasione del festa, del compleanno, che una volta si faceva questa manialia, no? Che magari minore partecipaiamo a che giocare carretta al decimento, per fare su solaio, si calchi companzo, si fa tenere a domo, che companzo del babbo o del solstio, se così. Si usava questa manialia in noi, forse si aspettava questa domenica, si avvisavano tutti i companzos, se che potevano, di Saida, che poteva andare e fidi, vai ad un pranzo finale. E poi festa. Però travagliavano tutti per fare questa boveda, progettare questa boveda di questa domo nuova che vi crescendo, che deve essere questa domo di Sudale. E quindi un sforzo comune di Saida facilitava su cammino laborioso e impegnativo per realizzare una domo. Certo. E quindi in questa occasione, questa pure un'occasione di incontro, di socialità e di festa. Si buffaia da voi, e suonaiamo. In suo frattempo sapevo pure imparare a suonare la chitarra. E quindi è facile che a fine di festa o a fine di pranzo la chitarra fuori e noi cantaiamo su due cantoni, o in saldo o in italiano, che abbiamo già praticando sia su saldo che su italiano, quindi, e non divertiamo così. La chitarra, poi dopo su sonette, ho imparato a suonare la chitarra andando a lezione da un compagno mio in Olbia, vado per un periodo che stavo in Olbia io,
chi in sa famiglia, perché babbo lavorava in Olbia. E mi fui appassionato di questa chitarra, mi hanno regalato una chitarra, babbo e mamma, hanno fatto un La investimento. chitarra manna che usavo il canto sardo. No, No. una chitarra, La terzina, no? una chitarra semiacustica, elettrica, no? Che aveva già Moderna. già moderna. Una specie di ovation. Sì, sì, sì. Già moderna. Dai un catalogo, cioè un catalogo, mi ammento il catalogo, sul catalogo Bagnini, dai noi Sì, quanto tempo si ordinavano sugli strumenti, no? E mi hanno ordinato, mi hanno fatto questo grande regalo di questa chitarra. E ho imparato a suonare questa chitarra. Un compagno mio che abita a Culsandomo, a fianco a Domo, andai a lezione da un mastro. E questo compagno mio, quando rientrai da questa lezione che faceva, mi chiamai e ci andai a nome sua e li furai a questa lezione che faceva da Spagna. Quindi mi rimbalzai praticamente questa lezione di chitarra e piano piano con isse ho imparato i accordi e ho imparato a suonare la chitarra. Poi arriva su 1978 e comincia da 78. un'avventura nuova. 78. Dunque, già hai vinto 8 anni, non fiesta piccioccheddu, fiesta banditeddu. Sì. Ma tu hai fatto tutto a mano, a stabilire. Hai cominciato sul gruppo Corda Seccana, hai vinto 8 anni. Ha vinto 8 anni. Ti sei cogliato a 52. Sposato a Chiamantabattor. A 54. Sì. E sei diventato babbo invece accanto a 52 anni. A 52 anni. E ora hai 3 figli. 3 figli. Come si dice? Bellissimo. Davide e Elias, che sono gemellos, sono copiolos, e hanno 17 anni, sono dei suoi amici e due. Di 17 anni. Bellissimo. E poi dopo 6 anni, è arrivata Loredana. Loredana. È arrivata Loredana, che come da 11 anni, oggi noi stiamo a Tantuene, e deve andare a stessa mia nanna, da nonna. Babbo, me ne vado da nonna e me ne sto da nonna. Dunque, San Francisco, prima però di questionare questo gruppo storico di Corda Seccana, dunque adesso 78, 79, questo anno, devo ma voglio fare ascoltare a tutti i nostri telespettatori. L'ultima cosa che hai fatto, no? È girare un video in sala di incisione che si chiama Terra Muda, e che dona su nome a tutto su traballo che si sfende moi, che era bere vita in verano forse, se no ancora uno scanto 4-5 mesi. Sì. Certo, abbiamo fatto una pausa, perché noi dobbiamo pure andare in giro in questa piazza a fare concerti, quindi a stare sempre in studio non bene non bene su tempo, quindi la maggior parte del suo lavoro l'abbiamo già fatto in studio e dobbiamo. Ma Bosato Dio su Castieri, prima ancora un minuto, ma del disco sono dei fatto tanti, è cominciato in 83 a fare una cascitta, cantos e musicas de Sardegna, e poi a seguire hai fatto Terra Dentos, che bestio pure in questa versione inglese, no? Con Land of the Wind, e poi a Babula, gustato è un disco bellissimo del suo 97, Fronteras in suo 99, gusto, poi devo questionare del impegno poi cosa tua e tavoliannai, questo Fronteras, e importanza attenti, poi Pensamento, Cittotto e Ur su 2006, insomma un diverso disco che hai fatto in pari, e poi ci vedo una cosa del Consugnoni Sarda, mi pare, Corda Seccana, su 2008 hai fatto questa cosa pure, e dunque partendo su quest'ultima cosa poi tornerai poi a questionare di quando è nasce questo gruppo.
terra muda, iscurto su sereno. In fora che si intenda su sono desa terra. Voglio santa ammirare a dese monte e mare. A passo in recreo in via del Sonnuraghe, che s'anda questa terra uve picurri in baios. Ore rose molentes berbeques quinsonazos. Sa terra non bisogna rispetto non dimanda. Che sprendate tutto e non te che comanda. Che sprendate tutto e non te che comanda. Che sprendate tutto e non te che comanda. E a cusso chi rene, chi non è un uene. C'han perduto su seme desa terra chi tiene. E sa risponde nara, ma amo accettare. E scoria al malaita, chi non che a interrare. Questa terra muda chi non può far dare, che tamo su una oghe e accorde tutto un pare. Sa terra cramanara non va a regionare. Sa terra cramanara non va a dizionare. Dai questa terra muda chi non può far dare, che tamo su una oghe de accorde tutto un pare. Non va, non va, non va a regionare. Non va, non va, non va a degizionare. Non va, non va, non capro se furare. Dai questa terra muda chi non può far dare. Iscoria al malaita smaiamo a interrare. Dai questa terra muda iscurto su sereno. In fora che si intenda su sono desa terra. In fora che si intenda su sono desa terra. In fora che si intenda su sono desa terra. In fora che si intenda su sono desa terra.
Dunque, se viu l'ultimo traballo de Cordas e Cannas e invece tornavo con Francisco, a domo di Francisco Pilu, in noi, in Olbia, o meglio, in Tarranoa, come in Gaduresu, questo era su Paco del 78, 79, quando nasce sul gruppo Cordas e Cannas, si è posto su un pari, festisi in tre, no? Tre o quattro, che è fatto in quattro, e fondavo questo gruppo, ma questa grosità che devo tenere, come ti hai fatto in Santo, che viene pago sul gruppo, che sonanta musica, cosa che io narravo su delle rielaborazioni, no? Partendo dai Sarregina, della musica sarda, però castiendi in tutto sul mare Mediterraneo, e castiavo province in Nord Europa, poi t'avevo usato e si è misturato tanti musica, ma con una regione precisa, poi voi tutte queste cose hanno strutturato una identità di noi, che il gruppo Cordas e Cannas ha tenuto. Quando nasce l'idea di fare questa musica e in questo modo? Ma è stato una, per me è stata un'occasione, un'opportunità di intraprendere questo cammino, un pare a persone che sono iana. Perché prima di nascere su gruppo Cordas e Cannas, è nascito da un gruppo di persone meda più umano che si incontravano, si frequentavano. Io vivia in campagna, in questa zona di San Teodoro, e spesso organizzai una ghena e quindi venivano ognuno sul strumento suo, magari facciamo una spaghettata e poi strumenti alla mano, ma non siamo incontrati a essere pure 12 persone, se tutto chi sono anche qualche cosa, e quindi fidi un modo di si incontrare e di vivere su tempo libero, a serata, de festa, sì, e quindi piano piano no, impostiamo su un pezzo e non lo suoniamo su. Così, però non divertire durante la serata. Girando queste persone, piano piano, da queste persone vivi Gesuino Deiana, vivi Andreino Marras e Bruno Piccino. Fra intro questo gruppo numeroso, vivi in sospuro. E quindi abbiamo cominciato a vivere che noi siamo divertenti quando noi gaiamo fuori su argomento musicale celtico e saldo, no? Poi in questo periodo noi non divertiamo perché fa qualche cosa che non daia veramente su piacere dello fare, proprio fimos a bozzende per divertimento. E in questo periodo su pensamento collettivo fidi sta arrivata l'influenza per esempio a me e a noi in questo periodo vidi compagnia del canto popolare. Sì. In questo periodo vidi Eugenio Bennato con musica nuova e fin tutto realtà che noi seguiamo con attenzione. In Sardegna questo che si rientra il folk revival. Il folk revival. In Sardegna che vidi Suono Officina. Con Mauro Palmas, Elena Ledda, poi e poi è tutto usato, Roberto Palmas, sì. Eugenio Lullier, sì, certo. ci via da... e infatti adesso lo sa un video, volete... Susnik, Alberto Susnik. Sì, è proprio un giro di persone che abbiamo saputo modo di idere in Olbia, di conoscere, e noi se nos intendiamo in questa si può narrare in questa via, no? Nos intendiamo in questo cammino, nos pariata interessante questo cammino perché non daia da piacere allo vivere e allo praticare. Se non che piano piano abbiamo cominciato a non frequentare Bruno Piccino, Gesuino Deiana e Andreino Marras.
Andreino che vi reduce da un viaggio, da un periodo che sta in Francia, in Bretagna, nella Bretagna, e noi ad rapido modo di imparare a suonare sul violino celtico, no? Sì, sì. Questa musica bretone che va in Tingumisi, no? Eccetera. E hai idee di questo genere. Gesuino che veniva da un'esperienza di gruppo consolidato a Olbia, in cui facevano beat, musica beat, musica pop, eccetera. Però io sia io che sono launedas, che sono Piriolo, che sono le Tabucca, e quindi andessi da fuori questo carattere delle raichinas, no? E abbiamo cominciato a lavorare senza poi finire nei particolari. Abbiamo cominciato a lavorare sopra questo tema delle raichinas. E piano piano questa cosa a me mi ha stimolato su bagaglio che hai, che non è che mi devia dimenticato, però non lo considererei più come una cosa da vivere. Ed è venuto a fuori in questo periodo, 28 anni, 29, 30 anni. Sì. Nel vestito a fuori tutto su un bagaglio che io ho immagazinato dai minore, vivendo in questa società umile, semplice, però ricca di poesia e di musica sarda, deve essere da fuori in questo contesto energetico con Gesuino, con Bruno e con Andreino. Io mi ricordo infatti quando sei venuto in televisione, quando io facevamo Sardinia Canta in 86, la prima puntata, io sei più, sanno prima, in 85, con Giovanni Verria, che sapeva adesso suoi presentatori, e si sa, io avevo un cantato di questa musica che facessi posato, e poi sei venuto su ospiti andemei e danzando su conosco sa musica che vadesi. Però tu hai scioperato me scanto su De Peppino Mereo. Fianta tanti i artisti, poetas che hanno scritto e che certo. Rosato e scantato, ma De Peppino Mereo non hai fatto meta, Testamento, Nanneddu Meo, no? Fianta queste due. Testamento e Nanneddu. E c'è un altro canto che a me piace troppo, come tu fai tu, come tu fai posato, ed è invece un canto di Antioco Casula, di Montanaro, che è Ninna Nanna di Antonista, è una cosa troppo bella come ti dava dei posato, sì. Ed io ma voglio vai a ascoltare perché è troppo bello.
e due scanestite sono ragazza verde fonde scane verde razza ti sa che difesa in su e poi ti regalo erbe che stentù è una cantato tu fiorina è una veste di panno una veste di panno fiorina e t'accompagno sace l'argento e poi ti regalo una fortuna manna provincia filano tenzar dolore difende disafina con onore nell'analizino difende disafina con onore nell'analizino. Dunque, amici stimaus, tornaus a domu de Francisco Pilu in noi in Olbia, in Terra Noa. Eu intendio e biu Nina Nanna di Antonistene, Massimo Pinna ha montato tutta questa bella cosa, con invece in noi, in domu de Francisco, seu con Marco Loi che su sighi tutto, da essa ripresa, ai lucis e tutto canto, essa regia. Devo voglio questionare, scelta cinnau dei poetas che vosatrus cantau, Peppino Mereu e questionau de Antico Casula, Montanaro, mi pare di pure su poeta de Onolva, de Paulico Mossa, è fatto cose a vosatrus. Quali punti il poeta che si scioperà o cose che ti piacciono de prus a cantare, tu dei poesias sardas? Sono tutte belle e interessanti, amo poetas bravissimi, bellissimi e importanti. Però, per esempio, Nina Nanna di Antonistene, di Montanaro, a me m'ha colpito mera, che è bella, la paccatata bella. Infatti io quando appo leggi di questa poesia, io non mi immaginai prima di poter fare una Nina Nanna, no? In un repertorio che immaginai de ballo, de energia, de cantos, tra virgolette, rivoluzionario, certo. Però come leggi tu questa poesia, cioè non ha potuto fare a manco della cantare, e me l'ho immaginata cantata come in una maniera un'aria tradizionale, come te la cantaia, da una tia mia quando via minore in Sozza, e lei è spesso a Sozza, che Babel de Sozza, vicino a Padru, e spesso mi cantaia questa femmina che sta a Culsandomo, sezita che a ninnende, cantende, no? A duru lana, su babbu, tipo di su genere, no? Con questa cantilena sasie. E fede una cantilena che io non mi faceva caso, però mi è restata. Mi è restata è l'appo mantesa,
e quindi la può riconosciuta come patrimonio, come elemento della tradizione. E poi si storia chi di questa forza, poi delle espressioni poetiche di Montanaro, poi questa storia che personali, su questa storia personale cosa sua, questa dedica che ha fatto sul film. Su racconta chi in questa ninna nanna. È troppo bello. È bellissimo. Troppo cioè, un ugardito tappo a comporare. Un sedda bella, un freno de oro. Si basta, si incardura, il locutore tutto ti deve invidiare. Cioè, aveva, cioè, bella, non si può vedere. Sì, no, ma Montanaro, grazie a Dio, già ha fatto mera la poesia bella. Però poi, cioè, a proposito, tu hai andato di musica un vago rivoluzionaria, ho usato sei su un vago rivoluzionario, su manco con i testi su dei poesie, a vortici, e sbogavo a pillu temas dei migrazioni, dei status sociali che hanno andata bene. Contasi invece gusta che da scrivere questo canto, come ti futti diventate canzoni che moi funti le canzoni dei cordas e cannas de su momento desimpegno sociale puro. Allora, tanto chi scrive in suo gruppo de Noisi è Bruno Piccino. Bruno Piccino ha descritto Bandido che tratta da un tema sociale, rende spunto da esa vita del muto di Gallura, raccontata da Enrico Costa nel racconto Il muto di Gallura. E quindi questo personaggio, no? Chi vidu in un certo modo, cioè diventato un bandito, non so, diventato un bandito pruite probabilmente non accettaiano su comportamento suo, verso una femmina, o non so, questa cosa, però una persona che ha una vita tribulata in un modo o in un altro, può essere pure frainteso, e la società, la comunità deve da campo un'immagine che non è scusa, che non è scusa. Quindi su tema, che poi è una cosa comune a tutto, può succedere a tutto, no? Certo. Per qualsiasi motivo si immagina che si fa questa gente a volte de noi. Po' bandito. Frontera è un altro tema importante. Frontera sono parole di Gesuino che noi abbiamo condiviso, ruite trattare su tema delle guerre. Sa guerra. Si inutilidade, cioè proprio sa cosa proprio che non ha senso. Sì, c'è una cosa che non ha senso questa guerra. Non ha senso, è sa guerra. Fronteras, no? Fronteras. Sì. No? Il logos, Sì. peniti. E a volte proprio una frontera può dare spunto a una guerra. Se invece è stato detto, cioè se fronteras non binaia esistono, è stato una Un vita mondo unico, comune. dedotto. Certo, No, certo. un mondo dedotto in comune, tutto può andare dai noghe a altre parti del mondo e tutto può andare dalle altre parti del mondo ai noghe, senza non accattare in difficoltà di nessuna maniera. Invece le fronteras sono un elemento che può generare conflitto Certo. e guerra. I noi però ovviamente
sol manno namus, sol manno sos chi governano su mundu, l'ischini issos caleste in ue accattan s'interessu de sa gherra e l'ischimu noi puru. Quindi Fronteras aveva un pezzo che poniat in evidenza sa banalidade de sa gherra. Sì. Te ma voglio domandare un'altra cosa, a proposito di Fronteras, poi in guerra c'è un impegno sociale importante in porto di avere un manno, ma manno meda di emergency, e tu sei stato tant'anni su un rappresentante di questa organizzazione non governativa. Sì, noi come gruppo siamo entrati proprio su gruppo e vi stato contattato da Liliana Sirca de Milis, che è Issa sa che ha battido, sa che ha creato la prima cellula del volontario di emergency in Sardegna. Ha organizzato un evento a Milis e a noi ci nos hanno invitato a questa cosa, perché nos hanno inteso, l'ha fatto viagare di nos ospite e noi sì, grazie a Liliana Sirca, abbiamo scoperto emergency. Su valore abbiamo scoperto emergency, su chi fa chi ha emergency, fino una cosa che l'abbiamo sposata subito, quindi non siamo affiancato subito a Gino Strada, a Teresa Sarti, a tutta l'organizzazione, dando il contributo nostro e lo facciamo facendo conoscere in questo concerto nostro. Sì, io mi ricordo questa magliettina da emergency. Ma tu in ristoranza sempre di sì, in concerto, sì. Mi e spesso in questo concerto nostro vai a sempre un banchetto di emergency. Quindi sono referente del luogo, della zona che noi andiamo a suonare, che con un materiale illustrativo pro fare conoscere l'associazione e insomma a questo tempo si coglia qualche soldo per finanziare, per mandare a questa associazione qualche soldo per finanziare l'opera straordinaria di emergency, che è la cosa più importante di chi curano la gente di feridos de guerras, vittimas de sal guerras, iso rischiende, iso spuru e quindi curano, tanti mortumeras, curano vittimas e puru militares, cioè non abbaidano in faccia a nessuno, non va nessuno, iso su umanità che ne ha bisogno. Sugli ospedales, fanno quest'opera meravigliosa. C'è stato in tutto questo anno, adesso 78 a oggi, tante belle soddisfazioni, sei stento e suonato mere, fatto concerto in ogni luogo e tanto riconoscimento su chi santi fatto. Ce n'è uno che si ottenne proprio quest'anno in Ittiri, con il Festival de Folklore Ittiri Folk Festa, ed uno scanto d'anno da questa parte hanno istituito questo premio che si chiama Zenia, proprio chini, come vosaltros, con sa musica, con sarti, si è impegnata a portare su nomini della Sardegna in tutto il luogo del mondo, a fuori della Sardegna e tutto canto. E poi se vieni pago delle immagini di questa premiazione che Santi Donau, poi su Merise vengono a cantare. I tabolinai arricci un riconoscimento come te gusto, cioè è una soddisfazione, come ti devi piegare a vosato, questo riconoscimento esatto su chi Santi Donau. I tabolinai a vosato. Cioè è uno piacere manno. Uno piacere manno che cioè a me a volte mi viene pure si scrupolo di andare, ma non so, forse non me lo merito una cosa del genere. E però evidentemente è così, quindi mi rendo conto e leo Gussenzia che su chi amo il fatto evidentemente si viene riconosciuto un certo valore, tanto pure una roba che
su come fatto qualche cosa ale. Certo. Sicuramente, prima di tutto, ad un valore mannu pro me, e penso pure, fare pure pro los altros protagonistas e attores de su gruppo, pro me pure a me mi ha dato veramente, m'ha dato meda in senso de appartenenza, de identità, de dignità, de orgoglio, e poi de emozione, s'emozione che continua ad amidare sul travaglio che facciamo in questa musica nostra, de sarraichinas, continua ad amidare emozioni che sono troppo belle pro pensare chi non balla da nulla come il fatto. Quindi è basato con questa musica che emoziona tu e emozionai su pubblico che si ascolta e suonao in tutta la Sardegna, in tutta l'Italia, ma io mi sono segnato Scozia, Irlanda, Inghilterra, assistenti in Olanda, Stati Uniti d'America, Argentina e suonavo in tutto il mondo i suoni dei cordas e cannas. E una cosa mi piace da porre in evidenza, che con Bruno, con il compagno su noi, sugli Accifunti, che tanti parti del suo gruppo, anzi se tu potevi citare pure tutta questa formazione, no? Gianluca Dessì, e poi, Alain Patitoni, che sono ultimi, sono ormai battoranno dai su 2000 Battoldi sono... invece Pitanesi poi altro musicista che appunto composato poi Sandro, suo frate di Bruno, Sandro. Che sono più di 20 anni in suo gruppo, e Lorenzo Sabattini. Lorenzo Citotto, certo. Ecco, su Sozio de Cordas e Canna, questo è un gruppo musicale, ma è un'associazione culturale che ha questo impegno in questa cultura musicale. Vosatus organizzai una manifestazione che noi si chiama Musicultura World Music World Festival Tour, che è questa musica dei gente, dei popoli, no? Sì. Come è scritto noi in sa locandina, e si è arrivato a sedizione che ha 31 anni su. 31 anni. Ma da vedere noi in Olbia, noi scetti in Olbia, poi gira in mezzo al luogo di Gaddura. Sì, nasce da in Olbia. Si riaia da Inzano su Emmas, mi pare, no? Come Prima di tutto si riaia da Primavera Olbia Jazz. Cioè proprio una cosa... un esordio in questo periodo che siamo questa. E poi piano piano si è modificata questa cosa. E poi è Musicultura World Festival. Come Musicultura World Festival. Ecco, quest'anno e te hai fatto delle cose che si piace a me, delle organizzazioni di quest'anno? Una cosa speciale, particolare, che ti piace in maniera particolare? Intanto noi su questo programma, la prima data di questo programma l'abbiamo fatta noi a Martis, sotto di Natale, sotto di questo mese. Ed è stata una bella situazione, proprio una cosa bella, un auditorium minore, una bomboniera, un'accoglienza straordinaria, eccetera. Quindi l'abbiamo fatto noi, la prima data l'abbiamo fatta noi, e poi sul programma... Noi Massimo si fa i biri locandina sul programma. Abbiamo sappito a Francesco Più che ha presentato sul disco no, che fa Ene. Sì, tante cose belle che sa bene adesire. Ecco, tu, Francesco, noi siamo a Cabenni, questa regionale cosa nostra, in Domudua, tu con Cordas e Cannas hai fatto appunto tutti questi anni, del suo 78, quindi poi appunto in mera di adesso. Però ha stento l'opportunità di cantare pure senza sul gruppo, tenni collaborazioni con altri artisti, partecipai a festival, fai cose, senti come Francisco Pino.
Sì, mi capita spesso, per esempio, ho partecipato come solista a un'operazione a favore del Casa AIL, organizzata partendo dall'ultimo periodo di Pierpaolo Fadda, che doveva sa conoscere, Certo. Pierpaolo Fadda, no? Certo. L'ultimo periodo purtroppo che stai a male, è stato ospite per tanto tempo alla Casa AIL a Sassari, e da lì, per volontà sua, ne viene da fuori un'iniziativa che giugade in giro tanto artisti, pro aggiungere questa associazione contro le leucemie. Manco involto e io ando volentieri e partecipo, questa è un'esperienza molto bella. Ho collaborato con Marisa Sannia, è stato un onore per me, un grande piacere. Ho cantato in un disco di Marisa Sannia. E poi Marisa Sannia, poi mi ricordo negli anni 90, mi pare, a metà degli anni 90, gli ha dedicato un disco, gli ha fatto un disco con le canzoni, con le poesie di Antioco Casura, di Montanaro. Mi pare Savoghe de Suento e de Sumare. Savoghe de Suento mi pare che il suo titolo via Cussu. E siamo stati ospiti mia quando registriamo ancora in Sandus ande Roberto De Martis a Sestu e stati ospiti nostri e a cantare canto cose proprio di questo disco. E dunque mi pare che adesso spacciamo su tempo che si vuole a disposizione per questa trasmissione che si era artista, se no Francesco d'ogni agita andavo a domo dei artisti di Sardegna, poi si è fatto un piacere manno che tu si avoffi un domo tua e si è ospitato un domo tua e dunque agli spettatori si denarava che Domenico Chieni dice adesso un'altra puntata, dunque abbiamo a conoscere meglio su un altro artista della terra nostra e adesso un'occasione in più può continuare a seguire questo canale 172 adesso digitale terrestre con EIA TV che ha piegato questo impegno nuovo di trasmetti scetti in sardo in tutti i varianti che appunto per questo disco nuovo. Sì, vi speriamo, grazie Meda, grazie Dotto e un saluto affettuoso a tutti gli spettatori.